Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito il nostro audio-video giornale del mattino con il ritrovamento e soprattutto tratto in salvo lo speleologo che da ieri si trovava bloccato all'interno di una forra tra Clout e Cimolais, il servizio. E salvo lo speleologo di Roveredo in Piano, rimasto in grotta ferito tutta la notte. Lo hanno tenuto a riparo dalla pioggia fino a poco dopo le 6 di questa mattina, a 5 metri dall'uscita, mentre il padre è stato fatto uscire e atteso a Casera Lodina quando è arrivato il cambio degli speleologi. La grotta si è rilevata più complessa del previsto. Il ferito era a 7 metri sotto la strettoia e non poteva essere spostato perché non c'era spazio. Dunque il lavoro dei soccorritori è stato fatto valutando attentamente l'allargamento per evitare che cadessero pezzi all'interno e soprattutto addosso del ferito. Si è poi deciso, con la valutazione dei medici, di portarlo fuori senza barella, appeso al pannolone in bragatura. All'1:40 era fuori dalla strettoia, dal momento che presentava solamente un braccio rotto e ferite al volto, senza danni o lesioni a schiena e arti inferiori. L'elisoccorso regionale poi lo ha prelevato e portato a valle. Gli altri materiali e tutto il personale del soccorso speleologico, arrivato in quota a 2000 metri, è stato evacuato con l'elicottero della protezione civile. E adesso ci trasferiamo a San Pietro al Natisone per dire che sono in corso delle verifiche di staticità di un edificio pericolante in pieno centro a San Pietro. Si tratta di una casa abbandonata. La pioggia delle ultime ore ne ha fatto collassare parte dei pavimenti del piano superiore. Si teme un crollo della stessa abitazione. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile e la polizia locale per quanto riguarda insomma la parte di sicurezza. L'area è transennata proprio per evitare che curiosi si avvicinino alla zona pericolante. Una buona notizia intanto per quanto riguarda la Carnia, perché è stata ritrovata nella notte la ragazza di 19 anni di Paolaro dispersa, di cui non si avevano notizie da ieri. La ragazza non aveva fatto rientro a casa, mentre il cellulare risultava non raggiungibile. I familiari avevano immediatamente allertato i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco, soccorso alpino, le forze dell'ordine e i volontari della protezione civile. Come detto, tutto bene, quello che finisce bene. E andiamo adesso a Grado. E poi chiudiamo qui questa edizione odierna perché si è rinnovato il rito del Perdon di Barbana che si ripete ogni prima domenica di luglio dal lontano 1237 come ringraziamento alla Madonna per aver salvato il paese da una terribile epidemia di peste, quasi d'obbligo un parallelismo con la pandemia e una riflessione sulla necessità non più procrastinabile di salvaguardare non solo le nostre tradizioni e la nostra cultura, ma anche le nostre eccellenze naturalistiche di cui fanno parte di diritto la laguna e l'isola di Barbana. Lo ha detto l'assessore al patrimonio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, a margine della processione votiva della comunità gradese verso Barbana, dove è stata celebrata la Santa Messa da parte di Monsignor Carlo Roberto Maria Radaelli, arcivescovo metropolita di Gorizia. La celebrazione si è poi conclusa sul sacrato della Basilica di Sant'Eufemia con l'atto dell'affidamento e la benedizione solenne. Chiudiamo qui questa edizione odierna per quanto riguarda l'area mattutina, chiaramente tutti gli aggiornamenti attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Il live torna nel primo pomeriggio con le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731.
Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.